Benvenute e benvenuti tutti coloro che sono all'ascolto, alla visione, a questo secondo appuntamento di etica islamica. Abbiamo parlato nel primo incontro di alcune sfide dell'etica medica, concentrandoci su alcuni aspetti delle nuove tecnologie, delle scoperte scientifiche che pongono ai sapienti dell'Islam la richiesta di nuove risposte, nuove domande. Abbiamo parlato di trapianti, di chirurgia plastica, di menoplastica. Non abbiamo potuto affrontare il tema del rapporto dei musulmani di fronte alla malattia. Questo anche è molto importante. Questo io ho scritto un contributo per questo testo, Chiesa e Islam in Italia, a cura dell'Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, ma volevo segnalarlo soltanto all'inizio come piccola aggiunta a quello che si è detto, prima di passare al nuovo argomento, nel senso che il problema dei musulmani, delle persone di fede islamiche di fronte alla malattia è molto interessante e anche un punto ideale di contatto e di confronto con loro e anche di comunione. Pensiamo che quando ci troviamo in ospedale, ci ricoverano in ospedale, speriamo che non accada a nessuno di noi, ma comunque la vita è questo, lo sappiamo bene, quindi dobbiamo accettare anche ciò che ci viene, anche la prospettiva di un ricovero in ospedale. Possiamo trovarci insieme a delle persone di qualsiasi religione, buddisti, induisti, atei, agnostici, musulmani, e quindi è un'occasione veramente di contatto molto forte, nel quale si tratta di accogliere l'altro nella sua fede e nello stesso tempo di poter manifestare noi stessi la nostra fede, se siamo portatori di una fede, per esempio il cristiano, con rispetto, ma anche con semplicità, poter pregare. E sicuramente il momento della preghiera fatta nella stanza dell'ospedale, sempre con grande dignità e con grande rispetto degli altri, è un momento che per i musulmani è edificante. Quando il musulmano sente che una persona è orientata verso l'assoluto di Dio, non può rimanere indifferente. Questo problema, ecco, del contatto con la malattia, come può essere come può avvenire in ospedale, quando conviviamo insieme, può arrivare fino al punto estremo, questo in ospedale e non, che è il punto della morte, la malattia che porta alla morte. Allora l'Islam ci insegna, l'etica islamica ci insegna anzitutto a esprimere le doti di pazienza e di sottomissione a Dio. Ecco, nel contatto con il malato di fede islamica, i temi della pazienza, dell'accettazione, della sottomissione sono molto importanti. Abbiamo fatto in un ciclo precedente, se non ricordo male, tra i dogmi dell'Islam c'è anche il destino mandato da Dio. I giorni di ciascuno di noi sono contati, previsti da Dio, non ci può essere un giorno oltre il numero fissato da Dio. E quindi richiamare, nel caso di malattia che giunge alla morte, richiamare questo tema, anche nel caso del decesso, per esempio, di un bambino che piccolo, che dovrebbe vivere 90-100 anni, invece muore a 10-12 anni o a 5 anni. Ecco, ma sicuramente il fare appello alla sottomissione a ciò che Dio ha decretato per la persona appunto che è deceduta è molto importante,
e fa molto piacere e crea sicuramente una comunione con le persone di fede islamica. Così anche, giusto lo accenno, ma poi chi vuole può ricorrere a questo libro Chiesa Islam in Italia, a cura di Antonio Angelucci e Maria Bombardieri, Antonio Cuciniello, Davide Tacchini, tutti valentissimi islamologi e arabisti. Un ultimo tema sono i riti della nascita. In ospedale non soltanto si muore, ma anche si nasce. E quindi la stessa cosa vale per i reparti di maternità, la donna in un momento molto particolare. Molte volte noi vediamo anche una regressione linguistica della donna che deve partorire, un ritorno al suo paese nel momento in cui deve partorire, quindi la vicinanza con questa persona è molto importante, e il momento poi del parto, quando nasce una nuova vita, è particolarmente gioioso. Purtroppo questo pone dei problemi certe volte agli ospedali, ci si è abituati a portare da mangiare, a portare di tutto, a fare festa, non è difficile e questo non è facile per diciamo, per l'organizzazione ospedaliera, però forse si può trovare il modo di una via per dare ordine alla vita di un reparto di ostetricia e ginecologia, ecco, senza umiliare le persone, dando spazio a quella gioia naturale che fa parte della nascita di una nuova vita. Questo era solo per una piccola appendice sul tema dell'etica medica, quindi non tanto le sfide della cura, ma quello del rapporto con la malattia, con la morte, con la nascita. Quindi un tema che ve lo lascio come riflessione, se volete, personale, di ricerca personale. Ma ora passiamo al tema annunciato, etica economica e ambientale, che coprirà questa e la prossima lezione. Vorrei iniziare con una rivista particolare che non c'è più ora, non è più in funzione, non è più pubblicata, non è più in rete, ma che per anni è stata l'organo di propaganda dell'ISIS, cosiddetto ISIS, lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, il sedicente califo autoproclamato Abu Bakr al-Baghdadi. In uno dei numeri di Dabek, questo è il nome della rivista, veniva annunciata il conio di di nuove monete, le monete dello Stato islamico. Dinar d'oro da 4,25 grammi, il dirham d'argento da 2 grammi, il flus di rame da 10 grammi. C'erano disegni di queste monete che io credo non siano mai entrate in circolazione, erano annunciate, ma era un'operazione, diciamo, mi sembra soprattutto mediatica. Il rovescio è ornato da disegni di spighe, mezzaluna, palme, planetario, scudo con lancia. Sul dritto comparivano 2 diciture lungo il bordo: Stato islamico e ideazione secondo il programma della profezia. La notizia della nuova valuta era comparsa appunto su questo periodico in lingua inglese dell'ISIS, Dabek. E le immagini delle 3 monete erano corredate dal seguente testo che ho tradotto, vi leggo: nel tentativo di districare la Umma dal sistema finanziario globale corrotto e basato sugli interessi, lo Stato islamico ha recentemente annunciato il conio di una nuova valuta in base ai valori intrinseci di oro, argento e rame. Questa iniziativa è un passo significativo verso la presa di distanza della Umma dall'impiego di valute non più supportate da metalli preziosi e i cui valori sono costantemente manipolati dalle banche centrali delle rispettive nazioni. Questa è la dichiarazione che accompagnava appunto l'annuncio, credo mai realizzato, non ho indagato fino in fondo, ma mi pare che sia stato solo un annuncio, dell'uscita di una nuova moneta. E a prescindere da ogni considerazione di contesto, l'annuncio può essere letto
come anelito al ritorno a un'economia fondata su valori reali, un'economia di valore, alternativa a quella della speculazione finanziaria senza anima, dominante nell'era della globalizzazione. Questo spunto consente di sottolineare come la ricerca di una risposta islamica ai nodi insoluti dell'economia sia una delle frontiere più interessanti del confronto tra etica islamica e sfide della postmodernità. Se ne ha un esempio limpido nell'utilizzo di Tawhid, in arabo vuol dire unificazione, da parte dell'economista bangladese Masudul Alam Shuduri. Questo termine chiave del dogma monoteista, Tawhid, unificare, Dio è unico, unità, è anche il motivo poi della critica al dogma trinitario cristiano. Questo termine chiave viene assunto come principio unificatore dell'intera esperienza umana. Dal Tawhid si parte per costruire un'alternativa economica alla deriva etica occidentale, che esalta l'individualismo competitivo a spese del benessere di tutti. Scrive così il nostro autore: il Corano proibisce fermamente l'usura sulla base della sua natura disumana, finalizzata al profitto individuale, a spese della giustizia sociale, dell'equa distribuzione delle ricchezze e dell'altrui benessere. È un equilibrio che non è facile da trovare, perché da una parte si tratta di fare spazio a quello che si chiama in arabo hub al-tamalluk, cioè il desiderio di possedere, che è un istinto nell'uomo ed è come tutti gli istinti, pensiamo per esempio all'istinto sessuale, ma non solo, anche il desiderio di cibo, ma anche il desiderio della bellezza. C'è una tendenza dell'uomo alla bellezza, all'eleganza, che fonda per esempio il consenso islamico al profumo, ai vestiti, a begli ornamenti con certe limitazioni. Quindi tutti questi desideri, essendo creati da Dio, l'Islam, l'abbiamo detto in passato, non ha idea di peccato originale, quindi non c'è un uomo decaduto, c'è un uomo che è come l'Adamo originario, poi c'è il sussurratore, il waswas, il tentatore, Satana, che gli può mettere nelle orecchie certe paroline per farlo cadere come Adamo, ma quello che lui si porta dentro quanto a desideri vengono tutti da Dio, non è una natura corrotta. E quindi anche il desiderio di possedere è creato da Dio in ogni persona, è pienamente legittimo e deve potersi esprimere in tutti i campi della vita. Allora in questo senso noi troviamo autori come Ali Alsan Gumusai, turco, che dice che l'imprenditoria è un tratto, lo spirito di iniziativa è un tratto originario della religione della mezzaluna. Dice così: l'Islam può essere considerato una religione imprenditoriale, nel senso che abilita e incoraggia l'attività imprenditoriale, cioè la ricerca di opportunità, l'assunzione del rischio, l'inventiva. E quindi si presentano i primi musulmani, Muhammad compreso, il profeta dell'Islam, come businessmen, uomini di affari, che non erano in nulla ostacolati dalla loro religione per queste attività. Dall'altra parte, l'Islam sottolinea che questo orientamento al mercato, questo incoraggiamento allo spirito di iniziativa, gli arabi, lo sappiamo, quasi per natura, hanno l'attività mercantile nel DNA, però non deve oscurare la signoria di Dio. E cioè anche nell'Islam possiamo trovare il detto evangelico: non si può servire a Dio e Mammona e alle ricchezze. Il servizio va solo a Dio. Le ricchezze sono uno strumento, ma non sono il fine della vita dell'uomo, che il servizio a Dio sole. E abbiamo degli hadith, cioè dei detti attribuiti al profeta dell'Islam, che sono particolarmente paurosi, per esempio con l'avaro. L'avaro andrà al giudizio di Dio con
con dei serpenti velenosi arrotolati e attorcigliati intorno al collo, sono i beni che l'hanno soffocato durante la vita e che lo accompagnano al giudizio di Dio, dove gli sarà chiesto: che cosa hai fatto di quei soldi? E ricordiamo che per l'Islam questo mondo è un banco di prova, tutto è prova. Quindi la malattia è una prova, Dio ti mette alla prova con la malattia, vuol sapere come tu ti comporti, ecco, nella situazione di malattia, ma ti mette alla prova anche con la salute. Vuole vedere, per esempio, tu se scoppi di salute diventi una persona cattiva, dura, spietata, superba, e così la stessa cosa per la bellezza. La bellezza te l'ha data Dio, ma è una prova. Tu potrai essere giudicato per la tua vanagloria, perché hai corrotto altri, in virtù della tua bellezza fisica, hai corrotto altre persone. E così la ricchezza. La ricchezza è un dono di Dio, tu sei amministratore dei tuoi beni, ma nello stesso tempo è un banco di prova. Se sarai avaro sarai giudicato per questo. Ed è per quello vi racconto un piccolo episodio. Quando arrivai in Medio Oriente per la prima volta a Gerusalemme, appena iniziavo a studiare l'arabo tanti anni fa, una volta passando davanti a una beduina, di quelle che si trovano alla porta di Damasco, l'intorno, chi è stato a Gerusalemme questo lo sa, che chiedono l'elemosina, le passai davanti e sentivo, e non volevo lasciare niente, perché altrimenti uno poi distribuisce e torna a casa dal responsabile della comunità e poi lo sente, ecco. Ma passando davanti a lei mi gridò dietro: min malillah, che vuol dire dalla cassa di Dio, dai soldi di Dio. E mi ha ricordato che quello che io portavo nel borsellino, pochi soldi, pochi spiccioli, erano soldi di Dio, rimanevano soldi di Dio, e io ero l'amministratore di quei soldi. Allora a quel punto sono dovuto tornare indietro e darle qualcosa. E questa poi, andando avanti nello studio dell'Islam, ho capito, compreso quanto era profonda quel detto della beduina di Gerusalemme, beduina palestinese, che mi richiamava alla signoria di Dio su tutto il creato, quindi anche sui beni del creato, quindi anche sul denaro, che non sono mai possa essere un possesso geloso. Ecco, su queste premesse l'Islam in questo ultimo secolo in particolare, a contatto con la modernità, il colonialismo europeo e via dicendo, poi il socialismo, ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra diritto individuale alla ricchezza e solidarietà sociale. In qualche modo l'idea è quella che l'Islam, è stato detto da tanti, l'Islam come una terza via tra il modello liberista e quello socialista, come spiega Yusuf Kamal, un esponente di spicco dei Fratelli Musulmani, in un libro dal titolo L'Islam e le dottrine economiche contemporanee, un'opera che ha fatto scuola. Da una parte il primo approccio è teologicamente inaccettabile, perché sottende la divinizzazione dell'individuo. Allora dice così il nostro autore: la dottrina occidentale fonda la propria filosofia sul principio della libertà, rappresentando il mondo come una macchina messa in moto da Dio, che lo lascia girare senza più intervenire. Ciò perché nel Vangelo si trova, secondo quanto pretendono, dà a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Da qui si fonda il sistema della deificazione dell'uomo sulla terra, ed è su questo principio che si è sviluppato il sistema della libera concorrenza. Il profitto è stato considerato lo stimolo più importante della produzione, così come il suo scopo è il vantaggio e la gratificazione personale. Questa posizione, in questo modo, l'Islam non la può accettare, descritta così: sfruttamento, usura, rapina delle risorse, guerre, sono gli effetti perversi di una simile impostazione, che però, attenzione, secondo il sapiente musulmano, ha condotto per reazione a una proposta non meno deviante, quella collettivistica, socialista, comunista. Allora leggiamo ancora questo tratto
Base filosofica del comunismo è il materialismo dialettico, fondato sulla divinizzazione della materia, che pretende di essere il fondamento dell'esistenza e che il movimento si compia mediante l'antagonismo e la lotta di classe e che la vita materiale, in particolare quel che attiene ai processi di produzione, sia ciò che fonda l'edificio sociale, culturale, politico, religioso ed etico. Il comunismo vede la causa della lotta nella proprietà, che a suo avviso è lo strumento dello sfruttamento, mentre la religione è un oppio mediante il quale si sfruttano i deboli nell'interesse di chi li sfrutta, cosicché la via della salvezza è la dittatura proletaria che espropria la proprietà causa della lotta. È una descrizione molto, molto netta, molto... Oltretutto un autore in Egitto, era nel periodo appunto dell'Egitto nasseriano, dell'Egitto socialista, dell'Egitto legato all'Unione Sovietica, quindi descrivevano due modelli, uno quello capitalista, liberista, occidentale, l'altro che è altrettanto occidentale, non meno occidentale, marxista, che per l'Islam sono entrambe inaccettabili, proprio perché quello marxista, quello comunista, toglierebbe, secondo la presentazione di questo autore, il diritto di possesso, la proprietà privata, la libertà di iniziativa, che sono istinti creati nell'uomo da Dio. E quindi su questi due poli, su queste tensioni tra due modelli, l'Islam cerca di incunearsi e proporre un modello che da una parte dia pieno riconoscimento, ecco, della libera iniziativa, del diritto di proprietà, e dall'altra però incanali queste energie umane per il bene della collettività e della circolazione della ricchezza. Ed è qui appunto su questo crinale che è stata elaborata quella che si chiama IME, la sigla IME vuol dire Islamic Moral Economy, cioè un'attività bancaria a servizio della comunità, piuttosto che dei mercati, che promuova l'allargamento della base sociale di accesso alla proprietà, una finanza responsabile, con controllo sistematico dei datori di servizi e la limitazione dell'indebitamento. L'idea principale è questa, della finanza islamica, veramente sintetizzando in modo forse troppo sintetizzante, ma il tempo non ci consente di dire altro. Noi sappiamo che nell'Islam abbiamo la proibizione dell'usura, la riba, la cosiddetta riba. Questa proibizione significa che cosa? Che il denaro non è una merce, ma è uno strumento per fare delle cose. Il denaro non è oggetto di acquisto e di profitto, ma è uno strumento che fa circolare l'attività economica e sviluppa la comunità. E quindi sono nati nell'Islam tutta una serie di prodotti finanziari variamente denominati, ma ispirati da un'idea comune. Chi fornisce denaro partecipa al progetto imprenditoriale di chi lo riceve, rischi compresi. Una seconda modalità di finanziamento avviene attraverso la vendita o locazione di beni reali e servizi, dove la banca acquista qualcosa per conto del suo cliente e glielo rivende o affitta in cambio di una somma inclusiva del proprio margine di profitto. Ultimi nati della finanza islamica sono i sukuk, sono titoli che consentono di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti conformi alla Sharia. In cambio di quanto ricevuto, il soggetto emittente conferisce agli investitori una quota parte di proprietà dei beni specificati e alla scadenza li remunera attraverso il profitto scaturito dal progetto realizzato. Allora,
L'idea è questa, essenzialmente. Io sono ho un negozio, voglio sviluppare l'attività del mio commercio, della mia bottega, della mia impresa, chiedo alla banca un finanziamento e non è che ricevo 100 in cambio di 110 o 115 che devo restituire a quella data, qualsiasi cosa accadrà. No, la banca analizza il mio business e dice io credo in quello che fai, mi sembra che tu sei una persona seria che ha un'esperienza, lo potrà fare, c'è il mercato, quindi facciamo un'analisi, io rischio con te, io rischio con te, ti do questo denaro e partecipo al profitto che tu realizzerai, ma nel caso che tu avrai una perdita, anch'io perderò insieme a te. Questa è un po' l'idea. E ovviamente questo orientamento della finanza al servizio ha anche ricadute, abbiamo visto un po' brevemente l'idea, quello che è l'impresa, anche delle ricadute di tipo sulla vita dei nuclei familiari. Per esempio, una celebre fatwa del sapiente egiziano Muhammad Rashid Rida, morto nel 1935, aprì nel 1904, quindi ritorniamo indietro di oltre un secolo, aprì la porta alla distinzione cruciale tra usura, moralmente iniqua, perché esige fino al doppio di quanto prestato, e la modesta entità degli interessi maturati sui depositi bancari, che non fa male a nessuno e che anzi arreca qualche beneficio ai bilanci delle famiglie. Il secondo tema molto importante è la ammissibilità shariaitica del mutuo per l'acquisto della casa. Allora io voglio in Italia, ho bisogno di una casa, di nuovo vado dalla banca che analizza la mia situazione, il mio patrimonio, il mio lavoro, il mio possesso di altri immobili e mi dà una cifra, io compro dalla banca una cifra che devo restituire maggiorata dell'interesse che la banca riceve. Questo per l'Islam è inaccettabile. Allora come si fa normalmente nei paesi musulmani? La banca acquista per me l'immobile. Io vado in banca e dico ho individuato quella casa, la banca costa 100, la compra a 100 e poi me la rivende a 110 a rate, in modo che io la acquisto da lei, non compro il denaro dalla banca, ma acquisto da lei l'immobile che mi interessava e lo restituisco a un prezzo maggiorato che include il suo profitto. Questo è quello che fanno le banche islamiche. Ma come fare in Europa dove le banche islamiche non ci sono, oppure operano, non so, forse in qualche paese sono aperte, comunque normalmente gli istituti di credito offrono i prestiti nel modo che noi conosciamo, prestiti a interesse classico. Allora quindi il musulmano in Europa come fa? Deve andare in affitto perché lui la casa non la può comprare, perché comprare vuol dire un prestito a interesse che è contro la sua religione. E qua è accaduto una piccola rivoluzione che risale tra altri a Yusuf al-Qaradawi, che è stato morto recentemente, è stato la stella mediatica di Al Jazeera, e nell'opera dedicata al fiqh al-aqliyat, cioè la giurisprudenza delle minoranze, aveva annunciato un totale cambio di rotta rispetto alla posizione intransigente, partendo, cioè che quella che proibisce al musulmano di prendere soldi e interessi per comprare casa, partendo dalla necessità di mettersi in ascolto delle persone. Esse dicono che in Occidente non si affitta volentieri ai nuclei numerosi, che comprar casa dà stabilità all'intera famiglia e che aumenta la libertà di scelta da sfruttare per avvicinarsi alla sala di preghiera. Il principio morale legale da far valere è che, di nuovo come abbiamo visto per l'etica medica, la situazione di necessità consente ciò che sarebbe proibito.
dal momento che al musulmano non è richiesto di applicare le norme sciaraitiche in un paese dove non vige l'Islam, in mancanza di alternative gli è concesso di accendere un mutuo con tasso di interesse, al fine di acquistare una degna dimora per la propria famiglia. A chi sostiene che aperture del genere sono il colpo di grazia a tutto ciò che Dio proibisce, Al-Qaradawi ribatte con l'appello a confrontarsi con i cambiamenti della realtà. Il cervello del musulmano, ha scritto questo, messo nero su bianco questo grande imam, non è un pezzo di acciaio o di roccia, la sua mente continua a muoversi, cerca, confronta, soppesa. Nella conoscenza non si ferma a un limite fisso, non giunge a dire sono arrivato alla meta, niente da aggiungere. Il musulmano cerca la conoscenza dalla culla alla tomba e il sapiente continua ad essere studente perché la supposizione di sapere è ignoranza. Quindi noi vediamo allora come questa rivoluzione operata sul mutuo a casa parte e fondata sulla percezione che il mondo cambia e che non possiamo, adesso ragiono dal punto di vista appunto dell'autore Yusuf al-Qaradawi, non possiamo continuare a applicare categorie che funzionavano 13 secoli fa, 12 secoli fa, in un mondo che è cambiato. Costringere il musulmano, impedire al musulmano di accendere un mutuo per l'acquisto della casa, gli pone dei vincoli molto grandi. Per esempio in questa fatwa si dice, noi sappiamo che andare in affitto, i proprietari di appartamento non affittano volentieri a persone che hanno famiglie numerose e quindi non si trova casa. E quindi una compressione del diritto poi di generare, che viene riconosciuto nell'Islam, oppure che se io posso acquistare casa, per esempio, posso acquistarla in un punto che per me è più favorevole, per esempio più vicino a una sala di preghiera, insomma, come musulmano riesco a vivere meglio. Allora, dicono questo sapiente, che è stato poi seguito da una fatwa del Consiglio europeo della fatwa di cui lui è stato presidente, allora in questo caso il mutuo ad interesse non contravviene il principio fondamentale della proibizione dell'usura. Quindi noi possiamo vedere quindi come l'Islam, nella sfida, abbiamo visto precedentemente le sfide poste dall'etica medica, oggi abbiamo visto un po' quelle delle sfide dell'economia, tende, certe volte faticosamente, ma credo realmente a muoversi con i tempi e quindi è importante seguire questa evoluzione. Mi fermo qui, avrei altri argomenti, proprio il tema della produzione, dell'arricchimento nel mondo islamico. Non vorrei perderlo, quindi la prossima volta inizieremo con questo ancora un appendice sul tema dell'etica economica islamica per poi passare al tema strettamente legato della etica ambientale. Grazie a tutte e a tutti e arrivederci.